Buonasera ad Adriano Nel Polesine, siamo al telefono con il sindaco Luisa Beltrame e naturalmente vogliamo parlare di questo episodio che ha decisamente sconvolto la cittadina. E buonasera sindaco. Buonasera. Innanzitutto, appunto Ariano è stata al centro del circo mediatico. Cosa le è rimasto di questa vicenda fondamentalmente, sindaco? Beh, oddio, insomma, essere sulle cronache come siamo stati in questa settimana per una vicenda così terribile non è certo, insomma, ecco, non è certo un motivo di essere soddisfatti, insomma, ecco, certo il nostro territorio è un piccolo territorio, un piccolo comune, ma fatti di questo genere hanno sconvolto interamente tutta la comunità, insomma, proprio per sia come è iniziata, sia quindi per il dramma, quindi di una giovane mamma deceduta, sia per le notizie che insomma sono poi emerse di recente, insomma, quindi un doppio dramma, quindi essere sulla cronaca per questi fatti, no, certamente, insomma, mi ha lasciato e mi lascia certamente tanta tristezza, insomma, ancora. Ecco, le indagini sono ancora in corso, sindaco? Allora, io non ho molte notizie, insomma, ecco, so quello un po' che vedo e che leggo, insomma, perché non abbiamo canali, diciamo, preferenziali, diciamo così, ecco, ai quali poter accedere, quindi lasciamo veramente molto rispettosamente che le indagini proseguano, ritengo di sì, insomma, ecco, dai movimenti un po' che vedo e quindi immagino che ci siano ancora alcuni aspetti da poter concludere e chiarire per chiudere un po' definitivamente il cerchio di quanto è emerso sino ad ora, insomma. Ecco, lei sa qualcosa dei bimbi a chi saranno affidati? Beh, oddio, insomma, non so nulla di specifico, però insomma i bimbi, insomma, per ora insomma sono comunque non sono persone imputabili e hanno il loro papà, quindi insomma immagino che possano. Per ora, insomma, so che sono del papà, io ho parlato anche prima con il papà, insomma, giusto per dimostrare un po' di attenzione nostra e poter essere vicini a loro in questo momento. Quindi non ho colto, ecco, che ci siano delle decisioni che debbano essere intraprese a breve rispetto ai bimbi, insomma, quindi vedremo, insomma, ecco, se emergono e se usciranno delle ulteriori decisioni o provvedimenti, però insomma da quel che leggo e da quel che sento insomma non ce ne dovrebbero essere, insomma il genitore è un genitore e quindi insomma sono a tutti gli effetti persone che ha la capacità di potersi occupare dei bimbi, insomma. Ecco, la comunità marocchina, sindaco, come ha reagito? Per esempio il parroco in una prima intervista diceva che una comunità, anche se ce ne sono moltissimi, non so i numeri, magari me li può dire lei quante famiglie marocchine ci sono, però è una comunità che non è molto integrata. Beh, insomma, allora sì, la comunità marocchina ci sono parecchi nuclei, tanti sono parenti tra di loro, non è molto integrata perché comunque insomma effettivamente fanno molto più famiglia o gruppo tra di loro, insomma questo sì. Però insomma ecco non hanno diciamo mai creato particolari problemi o difficoltà insomma negli ambiti sociali che io abbia avuto modo di conoscere, insomma poi sa il parroco giustamente evidenzia che vivono insomma un po' più tra di loro perché essendo comunque di una religione diversa fanno anche non li vediamo ecco in quelle che sono le iniziative e le attività prettamente diciamo religiose o parrocchiali che in una piccola comunità sono abbastanza frequenti e sono dei luoghi e delle occasioni di incontro, per cui insomma ecco immagino insomma che sia un po' questo, però insomma non hanno mai dato evidenza insomma di situazioni particolari, insomma. Ecco, io ho cercato in questi giorni di intervistare un po' di persone. Onestamente il paese non ha voluto parlare di questo episodio. Secondo lei è un silenzio che fa parte del DNA dei cittadini di Ariano, discrezione, paura o cos'altro? Beh, oddio, io credo che la gente non sappia poi tanto insomma cosa dire, cosa poter dire, perché insomma effettivamente sono di quelle cose no, che siamo forse, ahimè, più abituati a sentire come quando accadono lontani da noi e quindi magari li sentiamo per televisione successi in paesi veramente distanti, non crediamo mai che possano capitarti a 2 metri da casa e quindi questo magari
toglie un po' anche sia la voglia di commentare o di dire, o anche veramente non si sa cosa dire o cosa poter commentare, perché un po' l'angoscia, l'attesa, forse anche ecco, per l'epilogo un po' delle indagini ha portato forse ad una situazione ecco, un po' così di discrezione, la leggerei come discrezione, insomma, più che altro.